Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con tentativo di assumere l'iniziativa da parte di Ermanno Jet che in breve supera Ellington Trebb che si getta di galoppo. L'errore di Ellington Trebb lascia così Numero il 2, posto Ellington a Trebb, Emily Pan che si accoda in squalificato. seconda posizione. In terza ci va Celi Egral. Primi 200 completati in 16,4. E ora davanti alle tribune in vantaggio Ermanno Jet, seconda posizione per Emily Pan, completato intanto il quarto di gara in 31 abbondante. La terza posizione per Celi Egral, poi via via tutti gli altri, con Emily Grad che segue in quarta posizione, seguita da Elora Mo che è stata la più sollecita fra i cavalli del secondo nastro. Ora sposta all'esterno però Emily Grad, avanza al largo Emily Grad e così dopo 800 metri di gara vedremo le mosse di Emily Pan. Tanto se ne sono dati i primi 800 metri in 1,2,7. Chilometro da 1,19 con leader sempre Ermanno Jet, seconda posizione per Emily Pan, all'esterno avanza invece Emily Grad trascinandosi Castiglione, un giro alla conclusione, ora un parziale in 15 secco. Continua a guidare Ermanno Jet con in schiena Emily Pan, all'esterno Emily Grad, poi Castiglione. 600 alla conclusione, situazione tattica invariata con in vantaggio sempre Ermanno Jet nei confronti di Emily Pan e Emily Grad all'esterno. A 500 dall'arrivo tenta Castiglione in terza ruota, viene via con decisione. Numero Paretto dei 400 4, finali, Carosio una Terziglia al Light, comando con squalificato. Ermanno Jet che controlla per il momento Emily Grad e Castiglione, alla corda è sempre in quota Emily Pan. Siamo al completamento della curva conclusiva con Ermanno Jet che entra al comando addirittura d'arrivo, sposta il suo esterno intanto Emily Pan che nel finale passa allo scatto anche di Celi Egral. Passa Emily Pan e vince nei confronti di Celi Egral che all'interno buca Ermanno Jet. La vittoria quindi per Emily Pan da favorita. In chiusura Michela Rossi in sediolo, Salvatore Valentino al training, corrono sotto tutta strada scattando in dirittura d'arrivo per passare agevolmente nel finale. Il ritorno alla vittoria per Emily Pan e Michela Rossi. Salvatore Valentino al training per conto della stessa signora Michela Rossi che vedete alza il braccio al cielo, vince davvero molto molto bene. Secondo posto per Celi Egral che sul traguardo emerge davanti a Ermanno Jet.